Salutiamo con piacere il professore Alberto Zago, docente storico. Pronto? Pronto? Mi Buon- sente? Buongiorno a lei Marisa, grazie per l'invito. Eccoci qua, adesso ci siamo. Allora, oggi appunto la pagina importante, io la chiamo La grande storia, è dedicata appunto a Bartolomeo Colleoni, questo condottiero, questo personaggio che appunto è stato anche così protagonista di un'impresa leggendaria che poi conosceremo. Allora Alberto, andiamo subito con Bartolomeo, partiamo un po' dall'infanzia, partiamo un po' da quando era Certo, appunto le sue origini. siamo pronti. Allora, Bartolomeo Colleoni è un personaggio che nel XV secolo ha fatto la storia. Mm. E lo conoscevano tutti e nel nord Italia era uno dei condottieri più rinomati, insieme ai grandi nomi come il Carmagnola, come Francesco Sforza, che poi addirittura otterrà una signoria a Milano, Mm. ma addirittura era conosciuto in tutta Europa. Pensi che ad un certo punto anche i grandi signori francesi, Carlo il Temerario, che era in rotta con il re francese, chiede a Colleoni di arruolarsi fra le sue truppe perché lo voleva con sé, perché sapeva che dove c'era il nome di Colleoni, anche se ormai era piuttosto vecchio il Colleoni perché aveva circa 70 anni, ma quando si sapeva che sul campo di battaglia c'era il Colleoni l'aspetto psicologico era importante e i nemici ci pensavano 2 o 3 volte prima di attaccare. Guarda, il Colleoni è un personaggio incredibile perché ci sono nella storia dei personaggi che nascono con tutte le caratteristiche per fare bene magari una cosa sola, ma per farla benissimo. Socrate nasce per fare il filosofo, Dante pensava e parlava in terzine, in endecasillabi, e Lorenzo il Magnifico, un grandissimo statista, e Colleoni nasce per fare il soldato. Aveva tutte le caratteristiche idonee per fare di lui un grande condottiero. Non è stato il solo, anche Zelino III da Romano, Can Grande della Scala, ci sono stati dei personaggi che avevano un talento particolare, perché Colleoni nasce, non si sa esattamente quando, 1395, forse 5 anni più tardi, ma non Sì. fa grande differenza, ma nasce con tutte quelle caratteristiche che ne facevano una sorta di predestinato alla guerra, perché aveva un fisico straordinariamente forte, potente, resistente, e aveva delle attitudini al comando, al coraggio, al carisma in battaglia, un senso dell'onore che di lui facevano il soldato perfetto, diciamo. E se noi mettiamo insieme queste caratteristiche naturali che ha ereditato con il contesto socio-politico in cui si trovò a vivere, diciamo questa simbiosi produsse Bartolomeo Colleoni, che ricordiamo ancora oggi e che gli amanti della storia possono trovare sui libri, ma non è necessario essere degli specialisti, perché cito solo 2 esempi. A Bergamo, nella piazza centrale, la piazza del Duomo, c'è una bellissima cappella proprio intitolata Colleoni, fatta erigere da lui, il suo mausoleo, e poi naturalmente a Venezia c'è quel bellissimo monumento del Verrocchio con il Colleoni a cavallo. Diciamo che quello che fece la natura poi venne anche in qualche modo avvallato dalla vita, perché lui fin da subito visse un'infanzia piuttosto difficile, quindi dovette rimboccarsi le maniche per non soccombere all'avversità della vita. E lui nasce appunto in questa famiglia Colleoni a Bergamasco, una famiglia che da 2 secoli era in vista nella Bergamasca. E cosa succede? Che all'inizio del 1400 lì a Milano, Lombardia e un po' nel nord Italia spadroneggiavano i Visconti. Gian Galeazzo Visconti è stato forse il più rinomato membro della sua famiglia, colui che ha ampliato i confini dello Stato visconteo un po' in tutto il nord Italia, colui che anche gettò le basi del Duomo di Milano, per capirci, quindi un personaggio straordinariamente importante, che però muore nel 1402. E quindi il Colleoni aveva probabilmente 7 anni, e quando muore Gian Galeazzo Visconti, come capita in tutte quelle realtà politiche che si espandono troppo velocemente senza avere il tempo per consolidarsi, tutta quella grande creazione statale comincia a frammentarsi, a collassare e a finire in brandelli e diventare pasto dei vari signori approfittatori. E in qualche modo anche la famiglia Colleoni, che in quel momento era guelfa, quindi schierata tra i nemici dei Visconti, ne approfitta per conquistarsi un castello che aveva una sua importanza, il castello di Trezzo sull'Adda,
Ricordiamo che l'Adda è quel fiume che diciamo marca il confine tra la Bergamasca e il Milanese, e che era un caposaldo del dominio visconteo. Là per esempio era morto Bernabò Visconti qualche decennio prima, e i Colleoni, qui parlo però soprattutto del padre e dei cugini del padre, perché Bartolomeo era ancora piccolo, era un bambino, con un sotterfugio riescono a impadronirsi del castello, si travestono da contadini, sembrava che dovessero tradurre dentro al castello delle botti di mosto, e invece dopo tirano fuori le armi, assaltano le guardie, e insomma in 4 e 4-8, più o meno la faccio un po' veloce, ma prendono possesso di questo castello di Trezzo sull'Adda. Era il 1404 e sembrava che le cose si mettessero bene, perché la famiglia Colleoni allargata, tutti i rami della famiglia Colleoni si trasferiscono a questo castello che dava pregio, lustro naturalmente alla famiglia, e poi fatalmente cominciano a litigare, e il padre di Bartolomeo entra in rotta di collisione con gli altri parenti e di fatto trovano il modo per eliminarlo fisicamente, lo accusano di aver barato al gioco e proprio brutalmente lo accoltellano a morte e mettono in prigione la madre e il fratello. Lui era ancora piccolo, sembra che abbia potuto scampare la prigione, di tanto in tanto poteva andare a trovare la madre e il fratello, ma dopo qualche anno si decidono di rilasciarli, perché evidentemente non costituivano più un pericolo politico. Però il giovane Bartolomeo si ritrova senza padre, poco dopo si ritrova anche senza il fratello Antonio, perché anche lui venne fatto assassinare da questi crudelissimi parenti, e si ritrovava ad avere 13-14 anni senza sostanzialmente niente in mano. Sì, la famiglia Colleoni aveva un po' di terre, aveva dei contadini che erano rimasti fedeli, però essere aristocratico in quel momento lì, i Colleoni facevano parte della media piccola aristocrazia, poteva essere un vantaggio ma anche uno svantaggio, perché bisognava essere all'altezza del proprio nome, e il Colleoni non aveva nulla in mano. E allora fece quello che fecero tanti suoi concittadini e condottieri del tempo, e cioè intraprese il mestiere delle armi. Era una delle strade obbligate in genere per la piccola aristocrazia, che non aveva altro modo per ascendere nella scala sociale se non imbracciare le armi e fare il mestiere del mercenario sostanzialmente. E così lo ritroviamo a 14 anni a Piacenza, sotto la guida di Filippo Arcelli, che era uno di quei signori che si era ritagliato un piccolo proprio feudo nell'ex dominio visconteo, e qui comincia a imparare il mestiere delle armi. Aveva, ripeto, 14-15 anni, e impara a cavalcare, a indossare l'armatura, a menare di spada, a correre, a duellare a cavallo, a duellare a piedi, e comincia a mettere in mostra una serie di abilità che sorprendono un po' tutti, perché, ripeto, lui aveva delle capacità psicofisiche di straordinario valore, e questo fu sempre, dal suo punto di vista, un vantaggio, insomma, certo, per lui. Ecco, dovete anche però presto accorgersi che la vita militare schiudeva anche esperienze terribili, perché dopo qualche anno, nel 1417-18, di fronte a Piacenza si presenta il Carmagnola con il suo esercito, che in quel momento era alle dipendenze del nuovo signore di Milano, Filippo Maria Visconti, personaggio oscuro, terribile, e quanto estremamente abile nel giostrare la diplomazia internazionale, che rivendicava Piacenza a Milano. E la scena è stata questa, terribile. Il Carmagnola chiede la resa di Piacenza, voi immaginatevi il giovane Corleone, che era uno dei vari soldati arruolati, il signore di Piacenza, l'Arcelli, rifiuta, e il Carmagnola fa installare 2 belle forche vicino alle mura e fa impiccare il fratello e il figlio del signore di Piacenza, davanti alle mura, davanti a tutti. E poco dopo Piacenza cade, e Colleoni riesce a fuggire e si reca a Roma, e diciamo a quel punto lì diventa un adulto, cioè il suo battesimo del sangue, insomma, del fuoco, perché comincia a vedere che il mestiere delle armi richiede anche, per forza di cose, lo spargimento di sangue. E qui comincia una carriera tanto avventurosa quanto straordinariamente arricchente, perché lui finisce a Roma e si vende al miglior capitano di ventura del tempo. C'erano 2 grandissimi nomi al tempo, all'inizio del 1400 in Italia. Uno era Braccio da Montone,
e l'altro era Muzio Attendolo detto Sforza, i due più grandi capitani di Ventura che c'erano in circolazione, e il Colleoni riesce a finire proprio alle dipendenze di uno dei due e quindi riesce ad assorbire tutta la strategia e l'arte della guerra che Braccio da Montone portava con sé. E tra l'altro anche qua mette in mostra le sue doti straordinarie, ci sono due aneddoti interessanti, qualcuno dice forse leggendari, però attenzione che anche dietro le leggende c'è sempre un fondo di verità, che sono questi. Lui era abilissimo a correre e Braccio da Montone lo nota, e addirittura il Colleoni gli dice: guarda che se vuoi io sono così veloce che posso competere con un cavallo entro brevi distanze, e se facciamo una gara vedrai che riuscirò a superare il cavallo in velocità. E così sembra essere stato, forse è vero, forse no, però un altro aneddoto afferma che lui correva più velocemente con l'armatura addosso rispetto agli altri soldati senza armatura. Ecco, anche qui è vero o non è vero, però lui aveva delle capacità straordinarie e questo lo aiuteranno ad ascendere la gerarchia militare e nel giro di qualche anno a mettersi in luce in tutto il nord Italia come uno dei migliori condottieri presenti sulla piazza. Tanto che per diversi anni, come capitava spesso al tempo, i condottieri erano, come dire, oggetto di contrasto tra i vari signori, perché tutti un po' se li contendevano. E proviamo a immaginare mutatis mutandis, l'analogia può essere un po' questa, ripeto, mutatis mutandis, non voglio essere dissacrante, ma pensiamo ai grandi campioni del calcio, no? Che per 2 o 3 anni firmano con una grande squadra e firmano perché hanno un ingaggio importante e perché con quella grande squadra possono fare carriera, ma poi 2 o 3 anni dopo cambiano a seconda, no, dei migliori offerenti. Ecco, era una cosa un pochino simile, cioè i grandi stati si contendevano questi grandi capitani per le loro doti individuali, per le loro doti strategiche, ma anche per gli uomini che potevano portare con sé, perché tutte le varie milizie mercenarie, ce n'erano di più grandi e di più piccole, quando dovevano vendersi a qualche capitano di Ventura, naturalmente si vendevano ai capitani di Ventura più bravi, perché era più probabile vincere le battaglie e portare la pelle sana e salva a casa, ovviamente. Certo, no? più sicurezza, certo. Certo, e quindi quando era un circolo, diciamo così, virtuoso o vizioso, a seconda della prospettiva in cui vogliamo inquadrarlo, ma quando un capitano di Ventura cominciava a farsi un nome, poteva anche cominciare a selezionare gli uomini che chiedevano di combattere per lui, arruolare i migliori, e questo gli consentiva di vincere più battaglie, di farsi un nome, di arruolare sempre i migliori, arruolarne sempre di più, fino a diventare non solo dei capitani di Ventura e dei mercenari nel senso un po' rozzo del termine, ma a diventare quasi dei veri e propri uomini di Stato, nel senso che magari non avevano una loro signoria, però ambivano ad ottenerla, però avevano una capacità contrattuale e un peso politico paragonabile a quello di uno Stato, perché potevano nascere delle guerre tra, per esempio, magari lo vedremo tra un attimo, tra Venezia e Milano, tra Milano e la Toscana, proprio a causa di questi grandi cambiamenti di campo e di questi grandi capitani come il Carmagnola, come il Colleoni, lo Sforza, il Piccinino, i grandi nomi del Gattamelata tempo. qui nostro. Anche il Gattamelata, ecco, pensi che il nostro Colleoni fece un tirocinio di tutto rispetto, perché se vediamo uno dopo l'altro i grandi capitani di Ventura sotto il quale ebbe l'onere e direi soprattutto l'onore di combattere, ci sono tutti i più grandi nomi del tempo. C'è Braccio da Montone, c'è il Carmagnola, ci sarà il Gattamelata, e pensi che c'erano 2 grandi scuole di pensiero militari al tempo, i Bracceschi e gli Sforzeschi, appunto dai 2 grandi capitani di Ventura. I Bracceschi, diciamo così, più aggressivi, volti a mordere il freno e ad attaccare senza dare tregua al nemico, e gli Sforzeschi più prudenti, più strategici, più che altro volti ad attendere il momento giusto per cogliere di sorpresa il nemico. Ecco, ad un certo punto si cominciò anche a parlare dei colleoneschi, per dire come il Bartolomeo, il nostro Bartolomeo, comincia a fondare un po' una propria scuola, naturalmente in maniera indiretta perché la cosa venne da sé, e diciamo che la sua tecnica era una sorta di sintesi, giustamente, tra le 2 grandi scuole a cui aveva potuto attingere, con delle peculiarità, perché il Colleoni era un maestro
nel saper realizzare delle mosse completamente inaspettate sul campo di battaglia e nel trarne il maggior vantaggio possibile. E dopo facevo un uso dopo magari faccio qualche esempio, e dopo un uso della fanteria piuttosto innovativo, Sì. perché in genere le sue milizie erano dotate di più fanti in proporzione rispetto ai suoi nemici, la cavalleria era sempre il nervo d'acciaio, e poi questa capacità che aveva lui di combattere sempre in prima fila, perché ripeto, lui era un condottiero, ma non era di quelli che diceva armiamoci e partite, figuriamoci, lui no, sempre proprio presente. il contrario, Sì. lui era uno che mordeva il freno, stare troppo settimane senza combattere gli stava stretto e si annoiava, lui era fatto per l'adrenalina, per combattere, ma questo emerge ovunque nella sua biografia. Sì. E a un certo punto avrà questa sua bella residenza nel castello di Malpaga, nella Bergamasca, e lì poteva vivere, campare 20 anni in pace in questa bellissima corte rinascimentale che si era costruito, ma si annoiava e allora andava da Venezia e gli diceva ma datemi 5.000 cavalli, io vi conquisto Milano, oppure mandatemi a combattere nei Balcani contro i turchi, insomma, mandatemi da qualche parte perché io non posso rimanere qui seduto ad invecchiare senza fare nulla. Certo. Ed era uno che si gettava nella mischia, che trascinava gli uomini, aveva un carisma eccezionale e addirittura insomma ci sono degli aneddoti, ce n'è uno in particolare, ecco magari questo mi piace raccontarlo, una delle battaglie più importanti a cui lui partecipò contro una milizia francese, perché in quel momento i francesi erano venuti per prendere Milano e lui si trova in una contingenza politica per cui si doveva difendere Milano e si consuma questa famosissima battaglia, famosissima almeno per gli addetti ai lavori, però è veramente aneddotica come battaglia, di Bosco Marengo. Siamo nel 1447 e ci sono questi 3.000 francesi che calano dalla Francia attraverso il Piemonte, perché in quel momento i Savoia erano alleati dei francesi, tra l'altro temutissimi questi francesi perché era ormai da decenni che combattevano contro gli inglesi nella guerra dei 100 anni, una guerra che era incrudelita, e i francesi non facevano prigionieri, erano famosi per avere maturato una tecnica per cui disarcionavano facilmente il cavaliere nemico, gli piombavano immediatamente addosso quando era ancora frastornato, gli aprivano la celata e subito lo colpivano alla gola senza dargli scampo. Questa era un po' la fama che si portavano dietro i francesi, mentre il modo di combattere degli italiani, quindi anche quello del Colleoni, era molto diverso. In genere in questi scontri, lo ricorda anche il Machiavelli, si cercava di fare meno morti possibili e più che altro di ottenere il riscatto poi restituendo i prigionieri. Quindi due modi di combattere diversi e arrivano questi 3.000 francesi, ripeto siamo nel 1447, e pronti per assaltare Milano. E lo Sforza, che in quel momento era il capitano delle truppe milanesi, pensa bene di mandare contro i francesi il suo uomo migliore, che in quel momento era Bartolomeo Colleoni. E la battaglia è stata incredibile perché il Colleoni aveva tra l'altro meno uomini, ne aveva circa 2.000, dall'altra parte ce n'erano 3.000, e comincia questa battaglia sul far del mattino, c'era nebbia, si faceva fatica a distinguere le figure, e a un certo punto sembra che i francesi stessero per sfondare e il Colleoni ha un'idea geniale. E racconto questa, ma è emblematica di tante altre. Manda dei suoi subalterni nel vicino castello, del borgo, chiedendo agli abitanti di fare una sortita e di prendere alle spalle i francesi. Probabilmente gli abitanti non erano dei soldati, si trattava di creare un diversivo. E proprio in quel punto in cui il Colleoni prevedeva che ci sarebbe stato lo scontro tra gli abitanti e le retroguardie dei francesi, il Colleoni fece piazzare dei carriaggi, cioè dei carri pieni di beni, di cibo, di vettovagliamento, di tutte quelle cose che in genere distraggono i soldati e li inducono non più a combattere ma a saccheggiare il bottino del nemico. Era una fonte di distrazione. E avviene esattamente così, perché ad un certo punto, piazzando i carriaggi nel punto strategico ideale, una buona parte dei francesi rompono le linee, quindi viene meno la disciplina, aprono le fila e quindi creano un punto più vulnerabile nel proprio schieramento, immediatamente colto dal Colleoni, che non se lo fa ripetere 2 volte e in prima linea carica proprio in quel punto lì, e voi immaginatevi queste migliaia di cavalieri pesantemente armati, cavalli compresi, erano un po' carri armati del tempo, quando c'era una carica di cavalleria di
quella stazza non ce n'era per nessuno, insomma, se la fanteria dall'altra parte non si era attrezzata, e carica e riesce a scompaginare le file avversarie. E proprio nel mezzo della calca, ad un certo punto, sembra quasi una storia, come dire, romanzata, ma invece Era è andata vera. proprio così. Era andata proprio così. Così. Nel mezzo della calca il Colleoni riesce a individuare il capitano nemico, il duca di Dresnay, un francese. E allora lo punta e lo ingaggia a duello. E ovviamente voi immaginate in mezzo al caos più totale, no? Persone che combattevano, che urlavano, che si rincorrevano. E allora abbiamo questo duello a cavallo, i due si scontrano, il Colleoni ha questa forza fisica straordinaria, questo pugno d'acciaio, riesce a rimanere in sella al cavallo, il suo nemico invece no, si vede più debole, viene disarzonato, abile però a rimanere in piedi, cade con la spada in mano, e il Colleoni, a quel punto lì gli uomini del Colleoni vorrebbero saltare addosso al duca nemico, perché ovviamente quando si fa prigioniero il comandante dei nemici dopo praticamente la battaglia è vinta, ma il Colleoni dice assolutamente no, lasciatelo a me, perché ne faceva proprio una questione di onore, e lo incalza con la spada. E contro la spada, con la spada di Colleoni non ce n'era per nessuno, perché aveva un braccio potentissimo, lo incalza, il duca di Dresnay arretra, incassa un colpo, due colpi, a un certo punto mette male il piede, scivola, un colpo di spada del Colleoni fa saltare per aria la sua spada e si arrende. E cosa fa però il Colleoni? Gli restituisce la spada e gli rende onore dicendo che aveva combattuto con coraggio e meritava come dire, l'onore delle armi, purché naturalmente mettesse fine alla battaglia e si ritirasse. Retromarcia. Naturalmente. Ecco, però gli restituisce la spada e dopo di lì a poco la battaglia è vinta e il Colleoni a quel punto diventa veramente un personaggio internazionale, perché fu forse la battaglia più importante che affrontò contro dei nemici superiori in numero e anche, come dire, aventi una nomea di crudeli combattenti. Riesce a vincere e allora diventa un personaggio non solo militare, ma anche un personaggio politico. Capace di destabilizzare, a seconda delle sue scelte, la grande diplomazia internazionale. Certo. Ecco. Certo, ma abbiamo anche un'altra leggenda, l'attraversamento delle truppe al lago di Garda. Possiamo paragonarla a questa impresa, Alberto? Sì, quella è un'altra storica, anche questa sembrerebbe un romanzo storico, e invece anche questi sono fatti realmente accaduti, ed è tra l'altro a Palazzo Ducale a Venezia vengono più volte rappresentati questi fatti, perché già i contemporanei guardavano alle imprese del Colleoni come a delle imprese delle volte fatte da dei marziani. Sì. Allora in questo caso cosa accade? Parliamo del grande attraversamento della flotta marciana di Venezia attraverso le montagne, attraverso il Monte Altissimo nel Veronese. E il contesto era questo, molto brevemente: siamo nel 1439 e quindi era già da una ventina d'anni che imperversava la guerra un po' tra tutti gli stati italiani, che in quel momento erano Venezia, Milano, Firenze, Roma e Napoli. Ecco, le 5 grandi realtà territoriali erano quelle, un caos tremendo con continui voltafaccia, con continui tradimenti, tanto che la guerra non finiva. E insomma, ad un certo punto, siamo in questo 1439, e Brescia, che già da circa una ventina d'anni, 15 anni, era stata conquistata da Venezia. Brescia e Bergamo diventano veneziane nel 26 e nel 28, poi rimangono veneziane per 3 secoli e mezzo, tanto che ancora oggi ci sono diversi leoni di San Marco, no, che si possono ammirare in queste due città. E insomma, Brescia è sotto assedio dalle forze milanesi, guidate ovviamente anche qui da uno dei migliori capitani di ventura del tempo, che era Niccolò Piccinino. Meno famoso del Colleoni, però probabilmente è di pari stazza. E se è meno famoso, probabilmente, secondo me, perché non ha avuto la fortuna di avere un mausoleo e un monumento equestre come ha avuto il Colleoni, perché uno dei motivi per cui più facilmente ricordiamo il Colleoni sono proprio le attestazioni artistiche che ancora oggi parlano di lui. Il Piccinino non ha avuto questa fortuna, ma fu un personaggio di tutto rispetto, tanto che mette in seria crisi Venezia, che in quel momento lì affidava il proprio esercito a due grandissimi, al Gatta Melatta in primo luogo e al suo subalterno il Colleoni.
Brescia sotto assedio e sembrava ormai sul punto di cadere, perché si comincia a usare l'artiglieria, tra l'altro, perché nel 400 comincia ad essere introdotta l'artiglieria, inizialmente non ancora devastante come sarà nel secolo successivo, ma ricordiamo per esempio che Costantinopoli cade in questi anni, no? Nel 1453, e in quel caso l'artiglieria dei turchi fece la differenza, ecco, per cui le tecniche e l'arte della guerra cominciano a cambiare. Brescia è sotto assedio, colpita dall'artiglieria, e i bresciani si difendono con le unghie e con i denti. E tra l'altro da ricordare anche la figura di Brigitta Avogadro, che era una specie di Giovanna d'Arco nostrana, perché smette gli abiti femminili, mette l'usbergo, la spada e l'elmo, chiama a raccolta le sue parenti, le sue amiche, tutte donne, e vanno a combattere sugli spalti, ecco, per dire com'era il clima a Brescia. Però non avrebbe potuto resistere a lungo, perché quando una città è sotto assedio, se non riceve rifornimenti, per ovvi motivi, prima o poi è destinata a cadere. E la resistenza dei bresciani è stata eroica, è durato 3 anni l'assedio di Brescia, tanto per capirci. Caspita. Però ad un certo punto, 3 anni, sì, 3 anni, perché finisce nel 40 e diciamo più o meno dal 37-38 fino al 40. E ad un certo punto però sono arrivati i rifornimenti, ma come fare arrivare i rifornimenti? Perché il grosso problema era che la linea divisoria naturale tra il Veneto e la Lombardia è il fiume Mincio, che è l'emissario del lago di Garda, che poi arriva a Mantova e che poi sfocia nel Po. Ecco, diciamo che quella lì generalmente la linea è sempre stata la linea divisoria, da una parte il Veneto, dall'altra la Lombardia. In quel momento però era tutto marciano, almeno in linea teorica, se non che le truppe milanesi giungono sul Mincio e si arroccano sul Mincio, impedendo alle truppe marciani di varcarlo dal Veneto, approdare in Lombardia e andare fino a Brescia per portare gli aiuti a Brescia. Per cui non c'era modo, proprio o almeno non sembrava fino all'arrivo del Colleoni e del Gattamelata, non c'era modo per arrivare fisicamente a Brescia e dare una mano agli assediati. Ed è qui che il Gattamelata e il Colleoni, adesso qui non si sa esattamente chi abbia avuto l'idea, però è facile pensare entrambi, perché erano i capitani dell'esercito, parlavano tra di loro, scambiavano le idee, per cui è il connubio in questo caso che ha fatto la forza. Quindi diciamo il Gattamelata e il Colleoni elaborano questa idea a cui nessuno avrebbe mai pensato, e cioè se non si poteva passare dal Veneto alla Lombardia a sud del lago di Garda, e lo si sarebbe fatto, diciamo così, a nord, con una flotta, attraversando il lago di Garda con una flotta a nord. Il piccolo problema è che non c'è nessun fiume che da Venezia colleghi fino al nord del lago di Garda. E allora cosa pensarono di fare? Ed è questa l'impresa incredibile. Vennero messe in acqua sull'Adige 6 galere e 25 vascelli minori. Tenete conto che le galere erano delle imbarcazioni enormi, e 2 di queste erano lunghe una quarantina di metri, pesavano 2500 tonnellate, cioè, quindi parliamo di opere ingegneristiche di tutto rispetto. E cosa succede? Che questa flotta comincia a risalire l'Adige, e quindi arriva a Verona, oltrepassa Verona, vira verso nord, e arriviamo praticamente al confine tra il Veneto e il Trentino. In Trentino era meglio non andare, perché il vescovo di Trento era un alleato dell'imperatore, amico dei milanesi. Insomma, all'altezza di Mori, e quindi siamo più o meno all'altezza della punta più a nord del lago di Garda, i veneziani cominciano a tirare a secco le navi e cominciano a disassemblarle. Ovviamente le chiglie rimangono chiglie, ma tutti gli elementi interni alle navi cominciano ad essere disassemblati e pezzo a pezzo caricati diciamo su dei grandissimi zatteroni posti su delle ruote e trainati da qualcosa come 2000 buoi. Pensate che forza che ci voleva per trovati 2000 buoi? Ma allora li hanno trovati sul territorio, evidentemente, però a livello economico il Senato per questa impresa, adesso arrivo al termine della narrazione, apro una parentesi, dovete sborsare 15.000 ducati d'oro. Un ducato sono 3,5 grammi d'oro, per cui si possono fare i conti. Allora non era una cifra irrisoria, però per il risultato che poi hanno ottenuto, non lo anticipo ma lo si può immaginare, fu una pipa di tabacco.
cioè, quindi spendendo solo, diciamolo sì. così, relativamente spendendo solo 15.000 ducati, ottennero un risultato ingegneristico, militare e politico di straordinario valore. E quindi avevamo questi 2.000 buoi che tiravano come degli ossessi tutto il naviglio, e dove non si riusciva a usare lo zatterone con le ruote, pensate che c'erano tutti naturalmente i marangoni, i falegnami, si crearono proprio delle rotaie, dei binari di legno, e per arrivare bisognava percorrere circa una ventina di chilometri per arrivare dall'Adige, ripeto località Mori, fino al lago di Garda, Torbole, che si trova proprio nella punta nord del lago di Garda, vicino a Riva, e attualmente siamo in provincia di Trento. Ecco, l'unico problema, diciamo, il problema più grosso era che in questi 20 chilometri a dividere Torbole da Mori c'era il Monte Altissimo, e c'è ancora il Monte Altissimo, che è una cima del Monte Baldo, per cui bisognava inerpicare tutte queste imbarcazioni e questi pezzi di imbarcazioni sulle montagne, superare dirupi, sentieri stretti e tutto quello che una montagna comporta, e poi far calare la flotta dall'altro lato sul lago di Garda. E quindi vengono create appositamente degli argani, delle carrucole e degli scivoli, dei piani inclinati. E voi immaginate un grandissimo arsenale itinerante. L'arsenale di Venezia, possiamo immaginare, itinerante, tanto che per percorrere questi 20 chilometri ci misero 15 giorni, che non sono pochini, insomma, no? Evidentemente ci furono molti feriti, perché lavoravano in condizioni, diciamo, di sicurezza estremamente precaria. C'erano degli speroni di roccia che dovettero essere limati, piattellati e gettati a valle. Però alla fine riuscirono. Dopo 20 giorni i viscontei milanesi dovettero strabuzzare gli occhi, perché videro una flotta veneziana calata da Marte ai loro occhi. Sembra fantascienza. Sì, cioè, dicono, ma cioè, queste navi da dove saltano fuori, che non ci sono corsi d'acqua? E dopo naturalmente non fu facile, perché il lago di Garda era presidiato dalle imbarcazioni milanesi, per cui insomma, dopo dovettero farsi largo a suon di battaglie, e qualcuna venne vinta, qualcuna venne persa, come succedeva sempre, ma di fatto cominciano ad arrivare i primi aiuti a Brescia, e questo poi anche a livello psicologico conta moltissimo, perché quando si vede che dall'altro lato si fa di tutto per portare degli aiuti, e degli aiuti anche arrivano, insomma si rinvigorisce, no, la volontà di resistere. E quindi Venezia resiste all'assedio, e poi verrà definitivamente liberata l'anno dopo, nel 40. Ecco, e ovviamente l'impresa fu tale che il Gatta-Melatta ricevette, che era lui in realtà in quel momento il capitano in carica, diciamo, ricevette un riconoscimento straordinario, e cioè venne accolto nelle file del patriziato veneto, quindi ammesso nel maggior consiglio, creato nuovo patrizio per i meriti acquisiti sul campo. Poco dopo avrà dei problemi di salute e abbandonerà la scena politica, e però gli subentrerà, non subito perché Venezia tergiverserà un pochino, ma gli subentrerà il Colleoni, il quale ormai si rendeva conto che piano piano, uscendo di scena i suoi grandi maestri, compreso il Gatta-Melatta, lui restava il migliore sulla piazza. Lui e Francesco Sforza, a dire il vero, e in qualche modo doveva provare anche non poca invidia o risentimento, perché lo Sforza era anche un abilissimo politico, oltre che un condottiero straordinario, riuscì a scalzare i Visconti da Milano e poi a prendere possesso della città, dando vita dal 1450 in poi appunto la dinastia viscontea, che per diversi decenni governerà su Milano. E invece il Colleoni per molti anni, nonostante fosse, come dire, ambito da tutti e riconosciuto da tutti, faticava addirittura a ottenere l'ambitissima carica di capitano generale. Il capitano generale è il massimo grado militare che si poteva ottenere al tempo. Oggigiorno sarebbe il generale di Stato Maggiore, per capirsi, no? C'è sopra un generale di Stato Maggiore, c'è un politico, non c'è più un militare. Quella è la massima carica nella gerarchia militare, alla quale il Colleoni ambì per tutta la vita, ma che faticava a ottenere. Perché c'era questa diffidenza, Alberto? Perché ecco, c'era? Esatto, lui non riusciva a farsene una ragione, motivo per cui almeno per un paio di volte, ha fatto l'altalena tra Venezia e Milano, sperando ogni volta di poter, come dire, rosicchiare
condizioni di ingaggio migliori, no? Ma non tanto economiche, perché certo contava anche l'ingaggio, ma contava anche il prestigio della carriera militare. Ripeto, per quel che può valere il paragone, un po' come un calciatore, sì, è importante l'ingaggio, ma è anche importante vincere la Champions League, no? Per cui bisogna tenere insieme un po' queste due cose. E allora con ogni probabilità, il fatto è che il Colleoni era veramente il migliore sul campo e questo creava diverse invidie e risentimenti, perché quando ancora a Milano comandava Filippo Maria Visconti, a un certo punto Filippo Maria lo assolda, ma quando si rende conto che comincia ad acquisire troppa forza, perché questo è il problema, che quando un condottiero diventa militarmente troppo forte, automaticamente acquisisce potere politico. Vi ricordate gli antichi romani, i generali non potevano oltrepassare il Rubicone con le legioni, perché se arrivavano a Roma con le legioni era un problema, perché poi comanda chi ha l'esercito in pugno. Per cui alea iacta est, no? Quando a un certo punto Cesare oltrepassò il Rubicone con le legioni. E ecco, pensate che Filippo Maria Visconti ad un certo punto fa prendere il Colleoni e lo fa sbattere in prigione, nei forni di Monza, tra l'altro, delle prigioni terribili, sotterranee, umide, e lì rimane a languire per quasi un anno, fino a quando muore il Visconti, e allora poi il Colleoni riesce ad evadere. E a Venezia non lo mette in prigione, però anche Venezia in diverse occasioni, quando scadeva la condotta con il capitano generale di turno, insomma più o meno ogni volta Colleoni pensava che finalmente adesso era arrivato il proprio momento e non arrivava. Invece veniva sempre puntualmente scavalcato da uno che oggettivamente era meno valido di lui, ma senza ombra di dubbio. E per cui questo suo altalenarsi però faceva meno paura, insomma, ecco, per Venezia. Faceva paura, faceva paura, cioè lui lo si assoldava perché si sapeva che era valido, ma quando cominciava ad acquisire troppa forza o notorietà si cercava anche di limitarlo. Questa dinamica si è trascinata per diversi anni, fino a quando però, a dire il vero, cosa succede? Che il Colleoni, c'è anche da dire una cosa, che dei suoi vari pretendenti, quindi soprattutto Milano e Venezia, il cuore del Colleoni batteva più per Venezia che per Milano. Un po' perché si fidava un pochino più del Senato che non di Filippo Maria Visconti, che era un personaggio assolutamente inaffidabile. Un po' ambiguo. E un po' c'è anche da dire una cosa, che il Colleoni, piano piano, grazie alle sue vittorie, grazie ai danari che incassava, grazie ai feudi che gli venivano concessi appunto come pagamento per le sue imprese, cominciava ad acquisire, aveva circa una decina di feudi nel sud della Bergamasca, per cui cominciava piano piano a ritagliarsi un fazzoletto di terra del tutto interessante. Però politicamente quel fazzoletto di terra che apparteneva, siamo nella Bergamasca, ad est dell'Adda, per cui apparteneva a Venezia. E quindi era difficile per lui immaginarsi una carriera sfolgorante come capitano generale dei milanesi quando i propri feudi d'appartenenza stavano dall'altra parte del confine. È chiaro che sarebbe stata un'arma di ricatto non da poco da parte di Venezia, no? Come si fa a combattere avendo tutti i propri beni dall'altra parte? E quindi ecco, per una serie di motivi lui propendeva per Venezia e finalmente, diciamo, dopo tanti andirivieni, si celebra questo matrimonio metaforico, dopo la pace di Lodi. La pace di Lodi è molto importante, la pace più importante del 1400, venne siglata nel 54 e mette fine a circa 30 anni di guerre terribili, no? Quelle a cui facevo riferimento prima, e finalmente dalla pace di Lodi in poi per circa 50 anni, insomma, la situazione geopolitica si stabilizza con un equilibrio accettato da tutti e con la presenza di questi 5 grandi stati, quelli che dicevo prima. A nord c'erano Milano e Venezia. Ecco, siglata questa pace di Lodi, una settimana, siamo nell'aprile del 54, una settimana dopo, fatalità, scadeva la condotta, cioè il contratto di ingaggio del Colleoni con i milanesi, e i veneziani se lo accaparrano subito,
e promettendogli che l'anno successivo, quando sarebbe scaduta la condotta del capitano generale veneziano, finalmente quella ambitissima carica, no, capitano generale, sarebbe stata conferita al Colleoni. Certo, E questo avvenne, ottenne un ingaggio stratosferico perché ottenne 100.000 ducati all'anno in quella prima condotta. Giusto per capirci, il doge di Venezia all'anno percepiva 4.700 ducati all'anno, Colleoni 100.000, ecco, perché ripeto, il Colleoni significava l'esercito. Sì, ma ecco, perché Colleoni significava l'esercito di terra della Serenissima da un certo punto in poi, per qualche anno, era il Colleoni, cioè la sua capacità non solo strategica, ma di arruolare migliaia e migliaia di uomini capaci, temerari, fedeli e quindi capaci di mantenere quell'equilibrio che si era stabilito con la pace di Lodi. Ecco, questo è un matrimonio, diciamo così, fortunato perché viene siglato nel 54-55 e per 20 anni ininterrottamente, e questo è un caso unico per Venezia perché non ho notizia di altri capitani generali che siano rimasti in carica senza soluzione di continuità per così tanto tempo, per 20 anni il Colleoni è il capitano generale delle milizie marciane, fino a quando non morirà nel 75, quindi sono 80 anni, 20... ho vissuto parecchio. Sì, 80 anni e mantiene un vigore incredibile perché, ripeto, dopo lui comincia a costruirsi questa corte rinascimentale a Malpaga, però comincia anche un po' a annoiarsi, per cui va dai patrizi veneti e dicevo, no, e chiede di essere un altro mandato... Venier, sembra sentire un altro Venier. Un altro, sì, una cosa Venier, Stessa esatto, biografie diverse, sì. e Sebastiano Venier non aveva fatto il soldato fino alla battaglia di Lepanto, diciamo, non aveva una grande esperienza militare, però mostra di essere d'eccezionale valore in quel momento lì, mentre il Colleoni, lui, ripeto, era proprio tagliato per fare il soldato, e addirittura Venezia, e addirittura dice a un certo punto a Venezia, tenete conto che lui era pagato a peso d'oro, ma lui voleva andare a combattere, aveva 60, 65 anni, 70, e le sue figlie, aveva 8 figlie, i suoi amici gli dicevano, ma tutte donne, sì, non ha avuto neanche un erede maschio, e dicevano, ma Bartolomeo, dove vuoi andare? Ormai sei vecchio, lascia stare, insomma, goditi la vita, ormai sei sostanzialmente pensionato. E lui dice, ma non ci penso neanche, io ho ancora la forza che avevo quando ero ragazzo e potrei ancora duellare con chiunque, cioè lui si sentiva proprio... Tanto che va da Venezia e dice, se non mi fate combattere, sapete cosa c'è? Basta, io lascio scadere la condotta, quindi mantengo fede ai patti, ma quando scade il contratto io vado in cerca di qualche altro committente perché ho bisogno delle mie battaglie. E i veneziani dicono no, assolutamente no, perché dicono, guarda, tu ormai sei un'istituzione, cioè solo sapendo che il Colleoni è il capitano generale di Venezia, noi qui viviamo di rendita perché nessuno osa attaccarci, insomma, siamo tranquilli, per cui fanno Alberto, di tutto per tenerlo. Prego. Certo, no, siccome, guardi, è un peccato interromperla, però abbiamo 5 minuti, andiamo un po' al monumento, che non è una cosa... certo. Ecco. Perché adesso diventa capitano generale da mare, quindi per 20 anni è lui, no? Quindi capitano generale. Ecco, lui però... il monumento, prego. No, lui vuole anche un'autocelebrazione, mi pare, no? Il monumento. Certo. Sì, certo. No, il monumento merita un po' della nostra attenzione perché allora cosa succede? Che lui ne rimane fedele ai veneziani e muore nel 1475, dicevamo, all'età di 80 anni, nel suo castello di Malpaga. Allora, cosa succede? Che si sapeva che di lì a poco ci sarebbe stato il trapasso, tanto che, racconto un aneddoto un po' curioso, 30 secondi, c'erano delle spie di Milano che continuamente osservavano lo stato di salute del Colleoni per riferire cosa stava succedendo al di là dell'Adda, e ogni tanto dicevano, ma il Colleoni si è ammalato, un pochino vecchiotto, è la volta che ci lascia del tutto, e invece puntualmente ogni volta guariva, fino a quando accadde appunto nel 75 che una spia disse, ma forse è la volta buona perché il Colleoni non chiede più donna, e se il Colleoni non chiede, e muore una settimana dopo, quindi si vede che ormai le energie fisiche stavano venendo meno. Comunque quando muore, ormai si sapeva che era moribondo sul letto, e Venezia manda tre legati
ufficialmente per prendersi cura del trapasso, ma poi per mettere le mani sui forzieri, perché aveva accumulato dei tesori enormi, più di 230.000 ducati, sembra addirittura, e naturalmente nei momenti del trapasso è facile che qualcuno mettesse le mani e facesse sparire il denaro e poi chissà dove era finito. Per cui i legati di Venezia dovevano prendere i forzieri, sigillarli, attendere la lettura del testamento e poi dispensare il denaro a chi di dovere. Ecco, allora nel testamento il Colleoni diceva: io lascio 100.000 ducati a Venezia affinché li utilizzi nella guerra contro i turchi, perché in quel momento Venezia era alle prese con la prima guerra contro i turchi, ce ne saranno 7 e in quegli anni si stava consumando la prima. E li lascio a Venezia, deve farne questo uso ad una condizione, che mi erigano un monumento, perché il Colleoni era un personaggio ambizioso, autocelebrativo, e chiedeva che gli venisse eretto un monumento a San Marco, davanti a San Marco, un monumento equestre. E voi capite che era una pretesa impossibile, perché in piazza San Marco non ci sono monumenti ai capitani generali da mar, non ci sono monumenti ai dogi, non c'è un monumento a nessuno. Venezia tra l'altro era sempre molto guardinga nei confronti del culto della personalità, per cui neanche i dogi avevano mai avuto quell'onore, e però sul piatto della bilancia c'erano quei 100.000 ducati che facevano gola, perché Venezia era alle prese con l'impero ottomano. E allora è noto l'aneddoto: pur di rispettare le volontà testamentarie del Colleoni, i senatori veneziani, furbissimi, cosa fecero? Accettarono di erigere questo monumento equestre al Colleoni davanti a San Marco, come richiesto dal defunto capitano, ma non di fronte alla basilica di San Marco, quella che conosciamo tutti quanti, ma di fronte alla Scuola Grande di San Marco. Scuola Grande era la sede prestigiosa di una delle più grandi e importanti corporazioni veneziane, e attualmente si trova, anche al tempo si trova di fianco alla scuola dei Santi Giovanni e Paolo, Zanipolo cosiddetto. E per cui con questo trucco, insomma, il Colleoni probabilmente si sarà rivoltato nella tomba, però è anche vero che grazie comunque a questa volontà dei veneziani di erigergli comunque un monumento equestre, poi è rimasto nella storia il Colleoni. E ricordiamoci che a Venezia non ci sono altri monumenti equestri se non il suo, è l'unico, perché l'altro in Riva degli Schiavoni è di Vittorio Emanuele II, ma era già caduta la Serenissima, per cui il Colleoni ha un onore, come dire, più unico che raro nella storia di Venezia, no? Avere questo monumento, tra l'altro fatto dal Verrocchio, che era uno dei più grandi artisti del tempo, maestro di Leonardo da Vinci, del Perugino e del Botticelli, e questo monumento che riflette proprio la personalità del Colleoni, perché adesso non so se ce l'abbiate presente visivamente, ma lo si trova facilmente su internet, monumento Colleoni Venezia, lo si vede subito. Lui è a cavallo ed è proprio lui, cioè ha queste gambe divaricate a compasso, questo fisico possente, questo collo taurino, questo naso con queste narici grandi, quasi scultoreo, e una bocca anche un po' sdegnosa, no? che guarda fisso il nemico, pronto a caricarlo. È un po' il Colleoni come tutti se lo ricordavano e come ce lo ricordiamo ancora noi oggigiorno. Ecco, un piccolo aneddoto curioso, magari finisco con questo: la statua del Colleoni venne inaugurata verso la fine del 1400, e qualche anno dopo, una mattina, i veneziani si svegliano e la trovano con addosso un sacco ed una scopa. Come mai? È perché qualcuno voleva un pochino irridere la rapacità del condottiero bergamasco, no? Perché lui aveva accumulato molti tesori durante la sua vita, e quindi diversi saccheggi, e quindi molto denaro accumulato e messo in tasca, e qualcuno ha voluto un po' ricordare questa cosa, ironizzandolo con questo sacco e con questa scopa. Però c'è anche da dire che, ecco, è rimasto uno dei più grandi condottieri di Venezia, ma d'Italia, ma addirittura, ripeto, anche d'Europa, perché a un certo punto, anche se aveva 70 anni, attenzione, anche se aveva 70 anni, Carlo il Temerario gli offriva 150.000 ducati per trasferirsi in Francia e andare a combattere con lui, e il Colleoni rifiuta, però insomma l'età c'era, insomma, quindi si era già ricoperto di gloria abbastanza. Era abbastanza ricco, famoso, potente, temuto, insomma, quindi
Sì, ecco. sì, Bene, esatto. guardi, perché mi sta per arrivare la pubblicità, allora veramente qui ecco, abbiamo un ascoltatore, Luca, che insomma sempre un piacere, e ogni volta c'è il primo messaggio per lei di Luca, e noi lo Grazie ringraziamo, molte. e altri ancora, la storia del Coleone, che storia, ecco, avete sentito che storia vincente, particolare, e che insomma abbiamo fatto un sunto, Alberto, no? Altrimenti sarebbero altre 2 ore da parlare del Coleone, ma insomma. Potremmo fare altre 2 puntate se vuole, Marisa. Insomma, intanto abbiamo avuto veramente una narrazione dettagliata con i punti principali della vita di questo Certo. grande condottiero, di questo uomo straordinario, passato alla storia, come dicevo. Allora, proprio alla fine siamo arrivati, noi ringraziamo il professor Alberto Zago, sempre preciso, chiaro, ma poi ce la racconta in cose veramente, è un peccato interromperla, Alberto, ecco, è un peccato. Ci diamo appuntamento. Ma ci risentiremo, Sì, beh, dai, certo, come no. volentieri. Ecco, ci diamo Volentieri, appuntamento per un volentieri. altro tema e ci metteremo d'accordo, Certo. ma intanto grazie anche da parte degli Grazie a ascoltatori. lei e a tutti gli ascoltatori, grazie, un saluto. Grazie, alla prossima, Alberto, grazie. Arrivederci. Arrivederci, alla prossima.